quello che accadeva in paesi lontani da noi, nel mondo talebano, nell'Africa, in Asia, abbiamo scoperto di avere i talebani tra noi. Sono cominciate le violenze sulle donne fino ad esitare sulla morte, tant'è vero che si è pensato addirittura di coniare un nuovo termine, femminicidio. Eravamo tutto sommato da poco tempo usciti fuori, credo proprio alla fine degli anni 60, dal concetto che il delitto d'onore non doveva essere più ritenuto giustificativo di quello che accadeva, perché la donna non apparteneva a qualcuno e quindi non c'era nessuno a cui l'onore della donna andava attribuito. La donna aveva l'onore di per sé e quindi veniva fuori quello e la donna era l'unica artefice della propria femminilità, della propria sessualità e soprattutto del fatto di essere su un livello paritario per l'intelligenza, ma soprattutto per genere, con compiti diversi, perché la natura ha dato compiti diversi, ma non per questi inferiori soprattutto alle capacità intellettive. Ma perché dopo circa 70 anni che si è fatta quella strada, a un certo momento c'è stata questa battuta d'arresto, questo tornare indietro a dover riprecisare addirittura una parola che facesse capire le violenze che si perpetravano in un momento in cui noi ormai avevamo creduto di raggiungere quella serenità proprio a casa nostra. Una velocità legata alle strutture profonde e l'altra velocità legata alle strutture della manifestazione. Le strutture della manifestazione sono quelle che ci portano alla moda, a alzare o allungare una veste, e la società l'accetta con molta disinvoltura perché non è qualcosa che intacca quella che è la formazione all'interno di una diversità che purtroppo vige ancora in ambito familiare. Non intacca quelle che sono gli elementi fondanti di ogni società, di ogni comunità, di ogni cultura e anche di una mentalità. Le strutture profonde quali sono? Sono quelle che hanno bisogno a volte di generazioni per cambiare, quelle che non si adeguano così facilmente a un cambiamento che dall'oggi al domani viene accettato, ma siamo di fronte a dei tempi lunghi, a quelle che sono proprio la formazione di nuove generazioni che possano pensarle in maniera diversa e accettare i valori non perché quelli sono inamovibili, i valori che ogni società si è data nel momento in cui ha distinto la società in maschio e femmina, invece di considerarli come un unicum, come un tutt'uno. Ecco, sono proprio quelle strutture profonde che hanno determinato quello su cui oggi ci ritroviamo a dover riflettere e a dover pensare che cosa vogliamo fare, che cosa, perché si sono allentati determinate motivazioni a educare fin dalla scuola i nostri giovani, che se tutti hanno diritto al voto, tutti hanno diritto a vivere una propria vita, una propria sessualità, a pensare in una certa maniera senza doversi vergognare perché questa operazione a un certo momento si è interrotta. È vero che viviamo un momento di grande barbarie umana, perché sembra che non ci sia più rispetto per la persona umana, e l'abbiamo sentito proprio attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quelle esperienze, ma quella barbarie umana è ancora tra noi. Nel momento in cui una donna, soprattutto se ti è compagna, soprattutto se ti ha dato dei figli, a un certo momento diventa una cosa tua, e la cosa tua, mentre tutto sommato di un ninnolo ne hai rispetto perché ti è piaciuto, perché l'hai preso, ti è costata attenzione, ecco, quel ninnolo ora non ti interessa più perché quel ninnolo si è reso conto che non è tale ed è una persona. Ecco, allora il vero processo del cambiamento di una società, e purtroppo io vedo, al di là delle presenze maschili che sono così carine ogni tanto da esserci vicino, che la maggior parte di questi incontri non vede presenze maschili o presenze di
giovani che devono imparare ad essere educati a pensare in maniera diversa, perché vedete la società è stata ancora più cattiva con noi. Perché? Perché la donna è stata strumentalizzata dalla società nel processo di inculturazione, quindi nel processo di allevare i bambini, di dargli quei valori che la società ha dato, e la donna ha educato il bambino in quella maniera, per cui ha educato il bambino a vedere che chi lavora a casa è la mamma, chi arriva a casa deve darsi da fare anche se lavora, tutti quelli che sono i parametri che noi conosciamo. E allora la donna è stata 2 volte vittima, prima perché ha fatto il gioco di una società che ha voluto che lei fosse tra il perimetro domestico, e il secondo punto perché ha allevato una società secondo quei parametri in realtà che non educano a una diversità complice, direi. Dei uomini, il secolo dei diritti civili dei uomini, il secolo del superamento della schiavitù da parte dei uomini, il secolo sostanzialmente della rivoluzione francese, sostanzialmente il secolo nel quale dal diritto di voto ai diritti civili l'uomo è stato al centro dell'attenzione. Processo certamente ancora oggi compiuto, ma che comunque certamente con l'anno del 1900. Il 1900 è stato invece il secolo delle donne, è stato cioè il secolo nel quale si è presa la consapevolezza delle donne e quella dei diritti civili delle donne. Processo anche questo non definito, non compiuto, ma sicuramente avviato qualcosa. Il 2000, dobbiamo rendercene conto, e gli interventi che ho sentito lo confermano, è sicuramente il secolo dei migranti. Credo che sia questa in qualche modo la ragione per la quale oggi parliamo di donne, ma parliamo anche di migrazione, perché non c'è dubbio di conoscenza. Poi ovviamente mi sono andato a occupare della facoltà di giurisprudenza di cui i presi non erano mio padre, ma ho cominciato prendendo ho fatto la generale a Palermo, e poi ho avuto una paga, ma sostanzialmente conoscenza di questo messaggio. È segno che il giornale in qualche modo cerca di dare un contenuto di conoscenza non formale, ma di una conoscenza positiva. Questo è il senso complessivo. Questo è vero. Anche la mia vita è cambiata. Il mio spartiacque non è stato una notte a Lampedusa, come raccontava Elvira, ma è stato quando io ho incontrato i migranti. Quando insegnavo all'università, la mobilità internazionale come diritto umano era una delle lezioni del corso. Finita la lezione, spiegata il diritto umano alla mobilità, il giorno dopo doveva affrontare altri articoli della Costituzione o altre norme di legge da comunicare. Quindi da questo punto di vista curava lo spazio di un mattino la mia attenzione rispetto alla mobilità internazionale come diritto umano. La mia vita è cambiata quando ho incontrato fisicamente immigrati. E voglio partire esattamente da questo, perché siccome sono convinto che questo sarà il secolo dei migranti, voglio in qualche modo ricordare che siamo ancora alla ricerca di un 8 marzo, dimensione, nel senso che storicamente l'8 marzo non è successo nulla di quello che si dice che è successo il 25 marzo del 1911, un caso, il tragico, piuttosto che, però a un certo punto si sta bene, l'8 marzo va bene così, serve a ricordare un incendio, guardate, un incendio di donne migranti. Mi sembra di ricordare Focammare, la straordinaria attualità. Io ero a Berlino, all'inaugurazione del Berlinale, e lì protagonista, mi sono potuto fermare il giorno della proiezione, l'inaugurazione sul Red Carpet, ero con George Clooney e Wim Wenders, e tutti i fotografi chiedevano chi sono i 2 uomini accanto al plano, no? Questo diceva. Ma io mi sono attore era così un po' ma tornando al tema specifico, io ho capito lì dall'intervento della ministra della cultura della Repubblica Federale di Germania che Focammare avrebbe vinto, perché c'era una grande tensione e attenzione
nei confronti del tema della migrazione, a conferma che l'arte e la cultura sono molto più avanti delle meschinerie politiche degli economici internazionali e riescono a cogliere più avanti e prima di quanto non riesce a cogliere la meschineria politica o l'egoismo finanziario. Bene, le linee cambiate. Quando io ho incontrato direttamente i migranti, vi ho raccontato alcune delle storie che ho personalmente vissuto. Vado a trovare una bambina congolese di 14 anni, ospitata da una modesta famiglia, persone modeste per bene, che avevano avuto l'autorizzazione dal giudice minorile evidentemente di tenere in casa questa bambina congolese. Arrivo nella casa di queste persone e trovo una ragazzina di 14 anni emozionatissima perché arrivava il sindaco di Palermo, vestita elegante. Questa bambina legge una poesia in francese, legge una poesia in francese e alla fine, negli ultimi 3 versi, scoppia a piangere perché nella poesia lei dice la sua sofferenza per non essere riuscita a salvare la madre nel passaggio dal barcone alla nave che veniva a soccorso. Quella bambina aveva ucciso la madre per restare lì. E uno dei frontalmente immagini mia nipote che ha ucciso tua madre e mia figlia per restare lì. Immagini mia nipote che ha ucciso tua madre e mia figlia per restare lì. Vado al porto di Palermo ad accogliere i migranti che arrivano. Il porto di Palermo è un luogo esemplare. Se uno vuole in qualche modo convincersi che anche noi sappiamo essere civili, per andare al porto di Palermo quando arrivano i migranti. Tutto perfettamente organizzato. La tragedia è prima che arrivano e come escono, ma al porto è tutto perfettamente organizzato. C'è la Caritas, c'è l'arcivescovo, c'è il sindaco, c'è la Croce Rossa, c'è l'ambulanza, ci sono i vigili del Salvatierra, c'è un'organizzazione perfetta, non ci sono armi, perché assieme con quest'ore abbiamo convenuto che chi arriva non è utilizzato. E dopo il primo sbarco che ci ha compito preso, c'era un numero incredibile di cellulari carabinieri della Guardia di Finanza e della Polizia, con quest'ore che è uno straordinario sbirro nel senso positivo del termine, ma di enorme apertura mentale. Voi lo vedete armati con mitra allo sbarco. Poi quest'ore mi ha detto e non è difficoltà, signor Sindaco, che se io ritengo dietro un muro che non si vede, no, assolutamente no, questo. L'importante è che non si vedono, l'importante è che chi arriva non ha la percezione di essere in qualche modo per definizione criminale. Bene, cosa gli racconta queste persone che arrivano? Benvenuti, con un sorriso, dici il peggio è passato, dai vedrai che adesso avremo dei problemi perché è ancora vivo. E facevo questo tipo di discorso a un gruppo di ragazzi che erano sbarcati. Tutti mi davano in qualche modo ascolto. C'era uno di questi ragazzi che invece ostentatamente non voleva parlare. Stava seduto su una banca, sul molo, e io guardo negli occhi i suoi compagni di viaggio e io mi dico lascia perdere, è tempo perso. Allora, ho considerato una sorta di provocazione, stimolo, e mi sono messo accanto a lui a parlare e a raccontargli la dai, del passato, adesso sei vivo, avrai problemi, prendi il mio biglietto alla visita, gli scrivo il mio telefonino e dico senti i soldi mi chiami, questo sempre, con gli occhi bassi che guardava verso il pavimento, immobile seduto su questa panchina. Dopo 10 minuti evidentemente che io lo avevo finito, perfettamente, non è proprio io non avevo capito cosa ripetere, per cercare di creare un rapporto, questo ragazzo continuando a guardare con gli occhi bassi verso il molo, in perfetto inglese mi dice, e lei signor Sindaco, pretende che io sia contento, io ho ucciso due miei fratelli per stare lì. Ho avuto di portarmi all'immagine di mio fratello Antonio che uccideva me, Francesco, per stare lì. Vado alla Caritas di Cimilla c'è un centro della Caritas, e vado con Claudia Roth, la vicepresidente del Bundestag tedesco, eletta al Parlamento tedesco, che in effetti era lei la mia compagna delle tre carte, cioè non mi impende se Giorgio Cuno, insomma le cose l'hanno fatto a me. E vado con Claudia Roth, che voleva capire l'esperienza nostra come diceva,
Vado al centro della Caritas, non ci sono ricoverati un consenso materiale, il direttore della Caritas, che fa un'attività straordinaria di primissima accoglienza. Poi dopo, nelle seconde e terze accoglienze, non lo so, ma sicuramente la primissima accoglienza viene fatta in maniera straordinaria. Se per indicazione di Papa Francesco non prende un euro, è provvedono tutto loro. Con il volontariato, con l'8.000, fanno un lavoro straordinario. Vado al centro della carica di Cimina, c'erano 18 subsahariani che erano lì ospitati. C'erano appena arrivano in danno dei cartoni con 100 uova, la faccia del colesterolo. Loro sostanzialmente vivono allevando galline e coltivando verdura che poi vendono. Certo di pagare, ovviamente non si fanno pagare, e poi la provvidenza ha provveduto diversamente ad evitare che fosse uno scippatore o un lato di uova ai migranti. C'era uno splendido ragazzo di 18 anni, giocatore della zona di calcio del Mali. C'era uno splendido ragazzo ventenne, giocatore dello squadra di calcio del Ghana. C'erano entrambi i tifosi del Barcellona, e Caderotto tifosi del Bayern, non sono bavarese, tifosi del Bayern. 4 giorni dopo, come sapete, il Barcellona ha sconfitto il Bayern. Io ho chiamato Claudio, ho detto Claudio, gli africani che hanno fregato, ha vinto il Barcellona contro il Bayern. Mi permetto di raccontare questi episodi perché forse ci dimentichiamo spesso che i migranti sono persone normali, sono come noi, che vivono pure nella scuola di calcio, che giocano a calcio. C'era una coppia, un ragazzo e una ragazza. Allora, torno al tavolo, diciamo, chi siamo, chi siete, cosa fate, dove venite, cosa facciamo? Questa ragazza dice, signor sindaco, io sono nigeriana, con il mio compagno abbiamo subito molte violenze in Nigeria, ma siamo rimasti in Nigeria fino a quando non sono rimasti incinta. Abbiamo pensato di mettere in salvo noi e i bambini che dovevano nascere. Abbiamo fatto 7 giorni e 7 notti di viaggio per raggiungere la Libia. Sono finalmente arrivati in Libia, dove siamo rimasti per 3 mesi, signor sindaco. Abbiamo subito ogni genere di violenza. Posso raccontarle, signor sindaco, le violenze che ha subito una donna incinta, tutte quelle che le può immaginare. Abbiamo pagato $4.000 il trasporto in un barcone. Voi sapete quanto rende un barcone per questi criminali? Un viaggio rende da $1 milione a $4 milioni. Da $1 milione a $4 milioni. E se loro sono interessati alla merce, cioè gli esseri umani, si imbarcano sul barcone, il barcone esistente, e arrivano in Sicilia. Perché poi continuano il loro traffico vendendo organi ed esseri umani, una volta che arrivano in Europa. Se non hanno interesse al motivo, non hanno interesse alla merce, li imbarcano in una barca che dopo un miglio affonda, tanto hanno già incassato i 4 milioni, 3 milioni, poi 2 milioni di dollari. Navighiamo 5 giorni e 5 notti, mi racconta questa signora, giovane signora nigeriana. Dopo 5 giorni e 5 notti arriva una nave italiana che ci preleva e ci porta alle 2 del mattino, arriviamo al porto di Palermo. Ricordo che c'era anche lei al porto di Palermo. Dopo 48 ore, che in America qualcosa l'hanno fatta. Hanno nel 2008 eletto presidente dell'America un migrante, e noi speriamo, che questo non è un valore, si diranno in italiano, tanto rispetto delle migranti quanto rispetto delle donne. E voglio concludere, scusa se ho parlato troppo, ma voglio concludere facendo un strumento importante. Guardate che i migranti ci stanno cambiando la vita. Noi siamo stati educati all'idea che lo Stato è uno spazio chiuso. Uno spazio chiuso di testa ai fiori dalle armi. Grazie ai migranti, se voi chiedete a un ragazzo probabilmente che cos'è lo Stato, vi dice anche cos'è lo Stato. Per i giovani di oggi lo Stato è un impedimento alla felicità. Per i giovani di oggi esiste il mondo e il quartiere dove vivono. In mezzo c'è lo Stato con la felicità. L'identità, siamo andati a pensare l'identità come sullo spazio chiuso. Il lunedì una condanna, mannaggia, sono palermitano. Il martedì un orgoglio, sono palermitano. L'identità è un altro sull'uso di libertà. I migranti con la loro contaminazione ci hanno fatto capire che io non sono siciliano,
nazionale siciliano, ma sono siciliano perché ho scelto di essere siciliano. Ecco, se noi comprendiamo che grazie ai migranti stiamo cambiando il nostro modo di ragionare, con riferimento a punti fermi che sono la nostra città, lo Stato, l'unità, probabilmente comprenderemo l'importanza di questa iniziativa. Chiudo perché credo che sia il turno. Quindi siamo soprattutto Amber. Mi sembra che sia la conclusione straordinaria. Voi capite? Grazie, grazie. Però a testa al mio bambino e a prometto di dimostra per augurarvi una giornata gioiosa. Il colore giallo dei fiori ci dona una vita senza dolori ed il suo profumo intenso ci dona un amore immenso. Viva le donne! L'ho presa pure, sì, c'è. 7:30 alla conferenza sul 70° anniversario